Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a Sport in Casa. Come ogni sera, dal lunedì al sabato, siamo qui per portare a casa vostra lo sport dilettantistico del territorio, lo sport dilettantistico del Veneto. In questo momento è un momento particolare perché insomma tutti i vari campionati di calcio dilettantistici stanno arrivando alla fine, fra ultime partite, play-off, play-out, spareggi, triangolari. Quindi insomma è un periodo in cui parliamo tanto di calcio, ma ci sarà tempo e modo, come abbiamo sempre fatto, per dare poi spazio a tutte le altre discipline sportive. Detto questo, questa sera parliamo di calcio giovanile, o meglio quel calcio che ha un piede insomma nell'ideale del settore giovanile e un piede invece nel mondo dei grandi, nel mondo delle prime squadre, perché parliamo di juniores nazionali del Cartigliano. Per entrare nel vivo di questa puntata e andare a parlare un po' a 360 gradi di tutto quello che riguarda appunto la juniores nazionale e anche un po' il calcio giovanile, abbiamo qui con noi, ed è un graditissimo ospite, Alessandro Bernardi, allenatore della juniores nazionale del Cartigliano. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Allora mister, facciamo intanto per prima cosa un po' il bilancio di questa stagione. Cartigliano che ha 24 punti in classifica, Cartigliano che deve giocare l'ultima partita in casa contro il Mestre, una stagione con alti e bassi, però comunque una stagione che ha visto, come si suol dire, un po' la semina in vista di una crescita futura, perché lo ricordiamo, l'obiettivo un po' di tutte le juniores, in particolar modo insomma della juniores poi nazionale, quando ti rapporti con una squadra che gioca in Serie D, è quello di far crescere i ragazzi e cercare di portarne qualcuno in prima squadra. Facciamo un po' il bilancio, come è andata quest'annata? Sì, allora l'annata è andata abbastanza bene, come hai detto te, alti e bassi, però l'obiettivo della società, l'obiettivo mio, diciamo che è stato più o meno raggiunto. Diciamo che la squadra è stata formata da ragazzi più o meno anche del territorio per farli valorizzare e stiamo proseguendo su questa strada nel dare a loro le conoscenze, dare a loro la mentalità giusta per arrivare a quel calcio di prima squadra, quel calcio insomma agonistico che conta, con la mentalità giusta e con la passione che conta per far bene, per arrivare agli obiettivi che qualunque giocatore, qualunque ragazzo si pone, sicuramente quello anche più alto possibile. Certo. Mister, ti chiedo, la tua idea di calcio qual è? Cioè, che tipo di impronta hai cercato di dare alla tua squadra in questa stagione? Beh, allora partiamo subito dal presupposto che si arrivava, come sappiamo tutti, da una situazione di pandemia dove abbiamo avuto 2 anni più o meno, se non di stop ma quasi, soprattutto secondo me per la mancanza della gara, della competizione proprio agonistica. E l'impronta mia di quest'anno è stata subito di cercare di ritrovare la voglia e la passione che questi ragazzi avevano magari prima e che un po' in parte con lo stop hanno un po' tralasciato, e quindi l'impronta era quello di farli giocare anche tanto con la palla, perché ovviamente ci si diverte col pallone, Certo. e quindi reintegrare quella voglia proprio agonistica, quella voglia di vincere che magari era un po' lì lattante, è stata un po' ferma per il discorso di questa pandemia, soprattutto proprio visto che mancava la gara, proprio quella voglia della vittoria, dell'agonismo, e quindi abbiamo lavorato soprattutto a livello mentale su questo aspetto, oltre dopo un po' anche a livello atletico, che ovviamente in parte chi più e chi meno si è visto un po' anche un po' di carenza. Certo. Ti chiedo proprio una cosa, mister, a questo proposito, quindi questo è un discorso un po' che esula quello che è il mondo del Cartigliano, parliamo un po' a 360 gradi di condizione fisica, ma anche, come possiamo dire, di un certo tipo di predisposizione mentale, cioè
Fortunatamente siamo usciti e insomma ci stiamo lasciando alle spalle un periodo difficile, difficilissimo dal punto di vista sanitario. Noi parliamo di sport in questa trasmissione, quindi parliamo di difficoltà sportive, atletiche e quant'altro, che sono stati i 2 anni rotti di pandemia. Adesso sì, insomma, va verso un ritorno pieno alla normalità, ma hai notato differenze, hai notato difficoltà durante questa stagione proprio in due aspetti? Quello mentale, cioè magari qualche ragazzo che si è allontanato dal mondo del calcio, che non era più tanto convinto, insomma, di continuare, e poi dal punto di vista atletico, cioè questi famosi 2 anni in cui si è giocato, non si è giocato, ci si è potuti allenare in modo diverso, disomogeneo, hanno lasciato un po' il segno? Guarda, io ti parlo dei miei ragazzi, insomma, cominciano ad avere già un'età un po' più grandina rispetto magari potrebbero essere i ragazzi più piccolini, quindi... Però tu, scusami, hai avuto anche a che fare spesso con under 12, under 13, assolutamente. No? A Cittadella. Esatto, sicuramente il discorso mentale e quello socievole è venuto a mancare, perché si è visto all'inizio magari un po' i gruppi, un po' le diversità di aspetti sociali si sono fatti vedere assolutamente, e quindi è lì che siamo andati a lavorare, ad allenare. E dopodiché sappiamo tutti che il campo, le ore di allenamento non essendo state raggiunte come era possibile, si sono fatte vedere. Noi tutti quando ci ritroviamo abbiamo le nostre esperienze dove si poteva giocare dappertutto, nel campo dell'oratorio, sì. nel parco, ora purtroppo abbiamo pochi spazi, pochi tempi, e le ore che per questi ragazzi di gioco a livello proprio anche perché fisico e mentale e tattico vengono a mancare, cioè, è inevitabile, e questo soprattutto è stato accentuato col discorso di questi 2 anni, perché anche per quanto poco, anche nei periodi di lockdown si faceva un po' allenamento da casa con Zoom, ma era proprio per non staccarli del tutto, e questo è stato un problema importante da parte dei ragazzi. Però vedo che chi ha avuto la voglia, chi ce l'aveva dentro, ha tenuto duro e sta riuscendo a emergere. Vedo proprio nella seconda parte del campionato, ti parlo per la mia esperienza, certo. Si vede proprio il miglioramento, si vede l'aumento della mentalità, e che questa è la mia soddisfazione, il mio obiettivo che mi ero prefissato all'inizio. Ovviamente c'è stata anche qualche mancanza di parte di qualcuno, perché si è visto un po' disorientato, un po' in difficoltà, dopo con i 1000 interessi che a tutt'oggi il mondo dei giovani offre, e è un po' lasciato. Però in linea di massima la società ha cercato di far quadrato, ha cercato di tenere duro e di dare le opportunità ai ragazzi, e io ho visto che insomma quasi tutti hanno accettato e si sono messi anche di buona voglia. Assolutamente. E sono arrivati anche a un buon risultato, secondo me. A proposito di risultati, chiediamo 2 cose adesso al mister. Una, così, flash, qual è la partita che ti ha soddisfatto di più quest'anno? Se tu dovessi sceglierne una per dire qui la squadra ha giocato come volevo io e ci siamo fatti valere, diciamo, per come interpretate voi il calcio. Guarda, ti dico subito che a livello di campionato ce la siamo giocata con tutti, alla pari, non abbiamo valori così, perché avendo ragazzi del territorio non è che abbiamo inserito 4-5 sì, da un po' più esterni che ci hanno dato un valore in più, però abbiamo cercato di valorizzare proprio i ragazzi del territorio, quindi non avendo un bacino ampio come poteva essere il Belluno, il Montebelluna, la Triestina, certo, che ovviamente hanno un bacino ampio di raccolta, e quello che è stato, ce la siamo giocata con tutti alla pari, anzi ripeto, nelle ultime 6-7 partite
per esempio a Campodarsego con la Triestina e anche la penultima contro il Charlis Mozzale, abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto testa, anzi con vittorie ben fatte, con una buona prestazione, quindi ripeto, con la Triestina abbiamo fatto bene, con l'Arzignano pure, che sono bei ricordi. Ripeto, l'ultimo periodo qui positivo. Quindi... Segnali di crescita. Sì. A proposito di crescita, come sta andando con il discorso di collaborazione, interazione con la prima squadra? La prima squadra che, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto, ampiamente salva nel campionato di Serie D, Cartigliano, insomma, squadra da metà classifica, che addirittura, insomma, per alcuni momenti è stata lì a un passo dalla zona playoff, quindi un'altra stagione importante, quella per la squadra di Alessandro Ferronato, del direttore sportivo Leopoldo Toresin. Il rapporto con la Juniores com'è? Guarda, ti dico, il rapporto è stato ottimo, anche perché da subito, io essendo arrivato quest'anno, come abbiamo detto, con mister Ferronato è stato un rapporto subito socievole e gli scambi sono stati, io mi sono messo a disposizione perché ovviamente la Juniores è a disposizione per la prima squadra, difatti c'erano ragazzi che erano nel mio gruppo e sono rimasti in pianta stabile in prima squadra dall'inizio alla fine, dopo magari qualche partita sono venuti con noi, ragazzi che dopo sono andati a fare allenamenti, hanno debuttato qualche minuto e da parte mia è stato un ottimo rapporto e io sono stato a completa disposizione a occupare e dare spazio alla prima squadra, dando ragazzi a completare quello che poteva essere l'esigenza di mister Ferronato, che tra l'altro è un ottimo allenatore, un'ottima persona. E quindi ho avuto anche questa esperienza di conoscerlo personalmente, che mi ha anche fatto crescita ed mi è stata molto gradita. Questa è una cosa importante perché ci sono dei casi in cui c'è poco dialogo, diciamo, fra prima squadra e junior, cioè sapere che insomma le cose possono andare bene, riescono ad andare bene, è sicuramente un messaggio utile poi per, insomma, la fiducia dei ragazzi. Soprattutto, mister, siamo quasi in chiusura, una domandina un po' adesso generale sul lavoro per la prossima stagione, cioè come verrà impostata e insomma quali sono un po' gli obiettivi in vista appunto del prossimo campionato. Certo, allora come hai detto te siamo arrivati alla fine, sabato abbiamo l'ultima partita, dopodiché mi ritroverò con il direttore Toresin un po' per capire un po' il da farsi, però penso che da parte mia c'è la disponibilità della società, dopo penso di sì, insomma troveremo anche i giusti accordi e i giusti anche obiettivi, di rinnovare i giusti obiettivi per magari migliorare quello che è mancato quest'anno, per essere ancora più competitivi. Ripeto, Cartigliano è una bella famiglia, di quello che ho visto io come primo aspetto, quindi il lavoro è sereno e si può lavorare anche in maniera distensiva. Cioè si può lavorare forse anche meglio, scusa mister, quest'anno, perché l'anno scorso sei arrivato a metà estate, insomma, no? Certo. Grosso modo, era luglio se non sbaglio, sì, quando sì. sei arrivato. Adesso conosci l'ambiente, conosci la squadra e insomma c'è modo di programmare forse in maniera ancora più performante la prossima stagione. Assolutamente, il tempo è sempre, dicono, denaro, quindi anticipare quello che potrebbe essere il lavoro è sempre utile. E io credo che insomma dalla prossima settimana cominceremo, io ho già in testa qualcosina, cominceremo già a buttare giù delle basi per arrivare a un obiettivo sempre magari maggiore per me e soprattutto per i ragazzi, perché io insomma sono a disposizione dei ragazzi e della società, quindi sicuramente qualcosa di buono quindi, insomma, faremo. Crescerà anche il progetto, oltre che la crescita dei ragazzi, cresce anche l'intesa, la collaborazione. Siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, di questo breve viaggio nel mondo della Juniores nazionale del Cartigliano, ma insomma sapete che di calcio giovanile noi ne parliamo spesso e avremo
una lunga estate davanti per parlare di calciomercato, di tutte le altre discipline sportive, ma anche appunto dare tanto spazio al mondo dei più piccoli. Quindi insomma l'appuntamento è sempre lo stesso, da lunedì al sabato poco prima delle 20 qui su Rete Veneta. Grazie mister Alessandro Bernardi, Grazie appuntamento a domani.